E allora nuovamente una buona serata a tutti i nostri telespettatori. Allora dicevo, una nuova filosofia della sicurezza, una nuova filosofia anche per le forze dell'ordine, e mentre a Roma si discute del riordino delle forze di polizia nel nostro paese, si sta introducendo il reato di tortura che prima non c'era, su sollecitazione dopo la condanna della Corte di Giustizia europea per i fatti del G8. Ci si interroga appunto su quella che devono essere le nuove forze dell'ordine, la nuova forza di polizia in grado di contrastare una situazione sicuramente nuova. Di questo ne parliamo con gli ospiti che abbiamo in studio. Io ve li presento subito, iniziando come sempre dalla mia sinistra. Abbiamo Fabio Ballestriero, segretario del Sindacato Autonomo di Polizia. Buonasera Ballestriero, grazie di essere qua nei nostri studi. Buonasera a tutti i telespettatori. Al suo fianco Maurizio Saia, assessore alla sicurezza al Comune di Padova. Buonasera assessore. Al suo fianco Fausto Fanelli, segretario regionale del COISP. Buonasera. Buonasera anche a lei. Il nostro editore Ermanno Casen. Buonasera professore e grazie di essere qua. Al suo fianco Antonio Bressa, segretario cittadino di Padova del Partito Democratico. Buonasera Bressa. Al suo fianco Filippo Lazzarin, esponente della Lega Nord, della zona di Piove di Sacco. Buonasera. Sì, buonasera lei Lazzarin. Al suo fianco Cristiano Caffini, segretario provinciale del SIAP, il Sindacato Italiano Appartenenti Polizia della provincia di Padova. Appunto. Buonasera anche lei. Allora questa sera abbiamo anche un parterre sicuramente tecnico, perché abbiamo i diretti interessati, diciamo, quindi gli operatori di polizia. Allora dicevo, una nuova filosofia per una nuova situazione. C'è niente da fare. Lo stesso comandante della polizia a suo tempo, Manganelli, ha scritto anche un libro, La polizia del terzo millennio, no? Se ne è parlato tempo fa. Le cose devono cambiare, perché evidentemente così come sono non funzionano. Noi l'abbiamo visto ieri al Tribunale di Milano, dove una persona entra con la pistola, un cambio, tra l'altro un salto di qualità anche in questo caso, dopo che tanto tempo abbiamo parlato di imprenditori che si suicidavano. Questa volta abbiamo avuto un imprenditore che va in tribunale e apre il fuoco. Ci stiamo avvicinando a una sorta di società americana, dove si spara, il privato cittadino spara al delinquente, e dove magari appunto c'è anche chi intraprende una giornata, potremmo definire una giornata di ordinaria follia. Allora, io direi io passerei la parola al professor Ermanno Casen. Io ho fatto questo preambolo perché effettivamente la situazione è cambiata, c'è un quadro internazionale che è diverso e che è cambiato negli anni, ed è indispensabile che anche i nostri sistemi di sicurezza, le nostre forze di polizia si adeguino e si aggiornino. Sì, non c'è dubbio, perché ogni epoca ha le sue esigenze, quindi anche la nostra epoca, che sta radicalmente cambiando a piacere di qualcuno, a dispiacere di altri, necessita un rapporto con la società, e all'interno della società c'è anche l'aspetto delinquenziale, c'è l'aspetto eversivo, eccetera, che sia completamente diverso. Faccio un esempio: negli anni 60-70 c'era un tipo di eversione che oggi sicuramente sta scomparendo. Diciamo che c'è invece un altro tipo di eversione che invece viene dall'estero e che è molto più inquietante ed è molto più organizzata e difficilmente da raggiungere, da colpire, perché è indipendente da un punto di vista economico, perché dietro di loro ci sono le forze petrolifere, e difficilmente da raggiungere perché sono in una guerra totale a 360 gradi. Questa situazione, che è in fase di trasformazione, comporta intelligenze diverse e nuove, criteri nuovi di affrontare questo problema, che peraltro diventa un problema globale come tutti i problemi ormai. Si sono abbassati i livelli di divisione dei territori, quindi le frontiere, e quindi c'è una osmosi di persone, di usi, di costumi, di religioni, che comporta un'attenzione diversa. E allora quella forza di polizia che era competente per il secolo scorso,
per tutti quegli avvenimenti che sono successi e quindi aveva trovato una certa capacità di gestire il territorio, oggi si trova a disagio, ma non tanto perché sia meno diciamo performante, che sia meno capace o sia meno invogliata a fare il proprio dovere, ma solo perché i momenti cambiano e bisogna che dall'alto, cioè da certi livelli, ci sia una predisposizione a istruire una generazione di poliziotti che abbia la sensibilità di competere anche a livello multimediale in tutte quelle cose che stanno succedendo. Perché diciamo che la multimedialità, cioè la rete e tutto l'annesso e connesso, sono le provocazioni, i mezzi per far scatenare rivoluzioni, guerre, cose di questo genere. Peraltro le guerre poi in futuro probabilmente si faranno proprio con la rete, perché è qui naturalmente. Allora l'adeguamento delle forze dell'ordine, che non è soltanto il poliziotto con lo scudo e il manganello, deve passare un po', non dico di moda, ma non è così essenziale come il poliziotto intelligente che con intelligenza controlla il territorio e poi interviene nel momento in cui è organizzato, peraltro, perché l'intervento così sporadico non serve a niente a cosa sta succedendo talvolta nei nostri territori, interviene coordinato e allora si hanno risultati. Però bisogna conoscere psicologicamente e anche dal punto di vista giuridico il territorio. L'altro aspetto è quello di questa legge sulla tortura. Allora, nella nostra legislazione è ben chiaro il diritto penale. Tutto quello che è successo a Genova può ricadere tranquillamente sul attuale diciamo, diritto e quindi si possono ottenere dei risultati più che soddisfacenti. Aggiungere, come succede in Italia, a ogni avvenimento si aggiungono leggi nuove perché crea soltanto disordine, non solo, ma rischia di andare a indebolire la polizia, perché creiamo una sorta di psicologia contro le forze dell'ordine che devono essere invece sicure di quello che fanno, ben condotte, e quando agiscono devono agire con sicurezza, essere a loro volta protette nelle decisioni che vengono prese oculatamente dall'alto. Certo, le immagini che stiamo vedendo fanno riferimento agli scontri del 2001 del G8, dopo avremo anche le immagini della scuola Diaz. Assessore Saia, qui a Padova c'è una scuola di polizia, ha lavorato per alcuni anni, no? No, qui c'è... Per la polizia locale. Beh, non è, sì, era Padova, diciamo che la scuola era regionale e l'hanno chiusa, perché ovviamente quando si tenta di fare qualcosa di buono poi il disinteresse della politica è ai limiti del fastidioso, proprio un atteggiamento suicida sul piano proprio si ritengono delle cose fondamentali come la formazione, soldi buttati via o comunque che bisogna farlo, però dopo non c'è il seguito, tant'è che la regione l'ha chiusa. Ma a parte la scuola, per titoli, guarda, perché la trasmissione è ampissima, si spazia in maniera importante, proviamo solo per titoli a dire le cose come stanno. Questo è un paese che veramente sembra che non ci sia mai un limite al fondo su quello che è il sistema sicurezza. È un paese indietro su tutto, un paese che ascolta le direttive europee quando gli fa comodo e si straccia le vesti per questo, dopo non se ne accorge di tante altre che ci sono, ma le cose anche banali, tipo essere gli unici a non avere un numero unico di emergenza, perché evidentemente costa, perché ci sono le gelosie, perché se tocchi quel numero dà fastidio a qualcuno. E la politica in questo non è stata debole, è stata debolissima per una fase, e parlo proprio della fase del centrodestra, che io non sono più in nessun partito da anni, ma quando eravamo al governo in maniera solida e salda potevamo fare e disfare, non abbiamo fatto. Poi sono arrivati gli altri che invece hanno anche disfatto, e questo ricade sulla pelle dei lavoratori, sulla pelle del paese. E oggi noi siamo un paese anomalo su tutto, perché abbiamo una pletora di polizie e adesso
io mi aspettavo dal governo Renzi che doveva avere dei coraggio enorme, almeno da quelli che erano gli annunci appena arrivato, viene partorito un topolino, poi dici, beh intanto noi l'abbiamo fatto il topolino, hai capito, ne parliamo da 15 anni, forse la forestale verrà sciolta e verrà assorbita dalla Polizia di Stato, ma cioè, non servono i topolini in questo momento, qui c'è bisogno di una rigenerazione totale e siamo in ritardo. E se tu chiedevi a un carabiniere 10-15 anni fa, ma guarda che faremo una polizia unica e quindi probabilmente tu o fai militare o fai poliziotto, e lui difendeva la sua divisa, rimaneva legato alla sua storia, eccetera. Oggi che non ha più niente, che non ha i mezzi, che c'è la demotivazione per il sistema sicurezza del paese, lui te lo dice, come te lo dice il poliziotto, che dobbiamo andare avanti. E invece la politica continua a dare segnali all'incontrario e quindi si parte con il reato di tortura. Un paese democratico dovrebbe come primo atto avere una prevenzione nelle leggi e qua invece siamo sempre più rivolti a una cosa che io personalmente da politico, non lo so da cosa, da sindacalista a volte, come mi hanno accusato tante volte in Parlamento di fare, forse un po' da tecnico, dobbiamo presidiare il territorio, cioè dobbiamo moltiplicare le presenze degli uomini solamente perché come unico effetto deterrente ai reati, perché la legge non fa più da deterrente. Non è che c'è solo il reato di tortura, che abbiamo tentato e abbiamo fermato per anni, adesso ovviamente ha le porte aperte, passa oggi alla Camera, torna al Senato, sì. e proprio ci mancava questo, tanto è unidirezionale, è diretto alle forze dell'ordine. Ma la cosa grave è che è passato in silenzio il fatto, è passato in silenzio il fatto che c'è un ennesimo regalo, il decreto legislativo che è entrato in vigore il 2 di aprile, sono 120-118 reati, c'è un'aberrazione per di più giuridica, certo, addirittura il primo giro c'è una buona come le giostre, non sei punibile. Cioè il PM o il GIP dice non sei punibile, primo giro te l'abboniamo, quindi non c'è più neanche la porta girevole, t'arresto, poi esci fuori. Ti abboniamo anche il primo giro, perché? Perché c'è la direttiva europea anche lì sulle questioni del carcere, è un paese suicida. Non ho capito mai dove è il fondo, non riesco a capire dove arriva il fondo. Certo. Antonio Bressa, allora il governo dovrebbe fare di più, dal Partito Democratico ci si aspettava qualcosa di più, anche questa riforma delle forze dell'ordine. Beh, la riforma delle forze dell'ordine insomma è all'ordine del giorno, perdonatemi il gioco di parole, perché già con la riforma della pubblica amministrazione, come veniva anticipato, il corpo forestale dello Stato entrerà a far parte della polizia. È vero, ha ragione Maurizio Saia, per tanti anni se ne è parlato, quante volte insomma, abbiamo sentito dire che bisognava unire i vari corpi delle forze dell'ordine dello Stato, ma poi la politica non è riuscita ad arrivare a nessuna conclusione. Quello che sta dimostrando il governo Renzi è che qualcosa in questo paese si può fare. E allora intanto con la riforma della pubblica amministrazione già uno dei 5 corpi di polizia verrà accorpato a un altro di questi corpi. E poi dopodiché ci sarà tutto lo spazio per continuare in questo processo di riorganizzazione della polizia e fare in modo che ci sia una razionalizzazione che fa sì che il servizio poi di assicurare insomma, una vivibilità delle nostre città e dei nostri territori sia migliore perché organizzato in maniera maggiormente integrata. Al tempo stesso ci sarà anche un risparmio di spesa che, come si sa, in questo periodo evidentemente è funzionale al nostro paese. Non è solo questo però, perché di fronte all'aumentare dei reati per esempio relativi ai furti in abitazione, perché sappiamo tutti insomma anche qui a Padova purtroppo è all'ordine del giorno insomma l'intromissione di persone all'interno delle nostre case purtroppo, il governo ha deciso di agire con forza. Uno dei problemi era l'incapacità di mettere le persone in carcere, perché tra la condizionale, tra le attenuanti generiche, spesso una persona che veniva trovata in un appartamento non riusciva a fare neanche un giorno di carcere. Allora cosa si è deciso di fare? Si è deciso di alzare le pene minime, in alcuni casi anche quelle massime, così anche a fronte della questione della condizionale e delle attenuanti generiche la persona andrà direttamente a scontare insomma, un periodo di carcere. E questo è un segnale credo molto interessante e molto positivo per far capire che il governo sta agendo sul fronte della sicurezza, che è una delle priorità. Arriverà anche un altro decreto che si chiama
si chiamerà Città Sicure, che è in preparazione proprio in questi mesi, e ha proprio l'obiettivo di dare ulteriori poteri per arginare fenomeni di criminalità che purtroppo ci sono nelle nostre città. Certo, il 2014 è stato un anno nero da questo punto di vista, e i dati lo dicono. Dovremmo avere anche una slide in proposito. È stato un vero e proprio boom dei reati, in particolare quelli all'interno delle abitazioni. Vediamo se la regia riesce a proporre, così vediamo un numero indicativo che ci dice però qual è la situazione, ed è un fenomeno, eccolo qua, i furti in abitazione. Questo è relativo al 2014, da 2.463 si è passati a 4.739, un incremento del 92%, questo a carico di ignoti. C'è da dire che c'è stato però un incremento anche di quelli che hanno visto individuati i responsabili. Questo chiaramente è un dato importante anche questo. Ballestriero, qui appunto Bressa diceva c'è un problema di controllo, i furti in abitazione e anche la microcriminalità si combatte solo col controllo del territorio, oppure c'è qualcos'altro che si può fare? Rischiamo, cioè si corre il rischio di militarizzare il territorio, come si fa? Ma, non è che ci siano formule magiche, credo che l'esperienza di questi ultimi decenni, del dopoguerra, prima il professor Clausen ne ha citato un periodo storico circoscritto particolarmente impegnativo sul fronte per esempio dell'eversione, confermi che bisogna conoscere il territorio per riuscire a governarlo, e la conoscenza del territorio si coniuga in vari modi, non necessariamente soltanto presidiandolo in modo, diciamo così, usando un termine forse improprio, in maniera militare, ma lo si presidia oggi anche attraverso altri strumenti, che sono per esempio gli strumenti legati all'informatica, piuttosto che alla videosorveglianza. Una videosorveglianza efficace, realmente efficace nelle nostre città, può portare attraverso delle sinergie con le nostre sale operative ad un efficace controllo del territorio. Però io, che sono un operatore di polizia, tra l'altro mi occupo di settori specifici che riguardano la polizia giudiziaria, ho esperienza diretta che spesso e volentieri questo non succede. Per esempio questa sinergia noi spesso e volentieri si infrange di fronte a sistemi di videosorveglianza che poi non ci sono assolutamente utili, perché ci sono le telecamere, sono molto belle da vedere, ma le registrazioni poi sono fatte in bassa risoluzione, perché costa chiaramente farle in alta risoluzione. Quindi spesso e quindi volentieri le immagini non sono poi... Le immagini non sono utili, nelle nostre banche c'è... Posso dire una cosa sulla risoluzione delle telecamere? Sì, voi ne sapete qualcosa? Allora, le telecamere in alta risoluzione costano poco in alta risoluzione. Quelle in bassa risoluzione costano niente. Ma non sono le telecamere il problema sono le registrazioni, cioè in live si vede molto bene e quindi chi fa l'impianto lo vende molto bene e dice: guarda, mi devi dare molti soldi perché ti ho fatto un gran bel lavoro. Poi però, siccome la registrazione è un problema che riguarda soprattutto le forze di polizia, è un po' meno magari il committente, il risultato è che spesso e volentieri noi andiamo a scaricare le immagini e non sono immagini utili, perché sono tutte quante frastagliate. Allora, quindi non riuscite a riconoscere... Sì, qui per esempio è un problema molto banale, ma quando si fa un lavoro, mia mamma mi ha insegnato che forse è meglio farlo una volta e farlo per sempre magari, o per un buon periodo, e soprattutto che sia utile. Invece qui no, proliferano gli impianti di videosorveglianza, tutti spendono una caterva di soldi, poi spesso e volentieri, ripeto, la realtà oggettiva, pratica è questa, e ne parlo come addetto al settore, mi occupo di polizia scientifica, quindi voglio dire, con le immagini ci lavoriamo. Chi decide? Chi è che decide? Qua per esempio, anche qui la politica, per esempio, la politica io credo che per esempio possa dare delle linee di indirizzo chiare e precise su questo. Lo ha fatto, ci sono delle circolari, tutta come al solito una difficoltà applicativa che spesso e volentieri rende inutile anche i più buoni propositi al riguardo. Però è evidente che è un sistema integrato che deve funzionare in modo diverso. Ieri ero a Pellestrina, ieri ho fatto un giro da quelle parti, era il mio compleanno, giusto per che si sappia, ci siamo fatti gli auguri telefonicamente e io li rinnovo di nuovo. E notavo una cosa singolare: Pellestrina non so quanti abitanti abbiano, non mi sono piccato di andarci a guardare,
Però non credo ne abbia molti e la popolazione mi pare anche abbastanza in là con gli anni, insomma, come è comprensibile in molte delle nostre realtà locali. Notavo c'è un comando dei carabinieri. E vabbè, insomma, voglio dire, stiamo a 20 minuti da Chioggia e all'incirca ad altri 20 minuti da Venezia, in mare. E quindi, insomma, ci può anche stare che ci possa essere un presidio nostro. Ma la domanda è, assessore, prendo chiaramente, lo dico in maniera provocatoria, ma che ci stia un comando della polizia locale? Francamente, con 10 macchine a Pellestrina che girano, perché ci sono 10 macchine che girano, il resto sono biciclette, probabilmente attività commerciali, quindi polizia non aria, penso se ne faccia con una certa difficoltà, perché se una COP e basta. Mi domando, per esempio, ecco, tornando a bomba sulla unificazione delle forze di polizia, ma allora, vogliamo deciderci su che cosa vogliamo fare? Vogliamo parlare concretamente di sicurezza e parlarne dicendo le cose come stanno e guardando le cose in faccia come stanno e risolvendo le problematiche senza... Io capisco che unificare le forze di polizia, e noi siamo ben lieti che i colleghi della Forestale vengano a fare, lo dico perché forse qualcuno comincia ad avere qualche perplessità, a fare la specialità della Polizia di Stato, così come abbiamo la Polizia Stradale. Chi è del settore sa che insomma non è che vengono a fare dell'altro, verranno a fare, continueranno a fare loro... polizia ambientale, ma lo faranno come una specialità verosimilmente. Ma ce ne sono ben altre di cose da fare, vero? Ma molte altre, voglio dire. Abbiamo sette sale operative in una città come Firenze. Allora, voi capite che è difficile riuscire a fare un controllo del territorio in maniera integrata, che non significa militarizzare il territorio, ma significa farlo in maniera intelligente, come giustamente diceva il professor Clausen prima. Allora, vogliamo metterlo come una priorità della politica, nell'agenda della politica, oppure continuiamo invece a far finta che sia nelle priorità dell'agenda politica? La interrompo, Fanelli, qui c'è la necessità di interloquire e quindi raffrontarsi con la politica necessariamente. Siete ascoltati? Ormai qui ne abbiamo parlato più volte, effettivamente, volte, sì. No? Però mi è piaciuto quello che ha detto prima anche l'assessore Saia, che ha fatto una specie di mea culpa quando al governo c'erano forze che si sono sempre dichiarate amiche e favorevoli alle realtà del comparto sicurezza, grandi occasioni perse. Adesso lo dico anche a chi appartiene a questo governo di centro-sinistra, centro-destra ibrido. La situazione è che purtroppo nel progredire del tempo le buone intenzioni sono andate parimenti alla maniera opposta di quello che invece è successo, con tagli fatti in maniera indiscriminata ai bilanci del comparto sicurezza. Mi sentivo prima col professor Clausen quando diceva che c'era un bisogno di adeguatezza ai nuovi fenomeni criminali. L'adeguatezza non viene corrisposta con dei veri e propri investimenti nel comparto sicurezza, che il comparto sicurezza è considerato di per sé stesso come una grande spesa, un buco nero per taluni ragionieri di governo. Invece parimenti la situazione del comparto sicurezza è un grande investimento che porta delle grandi utilità. Detto questo, la situazione che si è prospettata adesso, con anche delle decisioni scellerate che noi come organizzazioni sindacali ci siamo messi di traverso, quella di chiudere anche certi presidi, 256 presidi in giro per il paese, di strategia fondamentale quale poteva essere la polizia postale, la polizia stradale, la polizia ferroviaria, le squadre nautiche. Però questa specialità è presente solo in Italia, però all'estero non è così. No, assolutamente. L'organizzazione è diversa, no? Allora, le specialità esistono ovunque. Io nel caso di specie mi ricordo bene quello che succede in Germania. Hanno anche loro le loro specialità, i settori autostradali, le polizie ferroviarie, hanno gli scali aeroportuali, quindi la specializzazione avviene in base al settore della società dove tu vieni collocato a garantire la difesa e la sicurezza. Quindi si assume una connotazione di specialità rispetto a quelli che sono i principi generali che ci sono invece, che sono comuni a tutta la forza di polizia.
Quindi ben vengano le specialità, perché è la complessità della società che richiede delle specializzazioni. La polizia scientifica, piuttosto che l'ufficio immigrazione. Però c'è anche da dire che noi in Italia abbiamo il maggior numero, tra virgolette, di divise a livello europeo. Sì, è quello che dicevo. Abbiamo i numeri, così facciamo un raffronto anche da questo punto di vista. Perché giustamente quello è che curioso, diceva eccoci qua, guarda, questi sono i dati Ballestiero fonti, prima, Eurostat, questi sono tanto. numeri che abbiamo anche già visto, di cui abbiamo già parlato, però è un dato di fatto che abbiamo insomma 276.000 sono gli agenti in generale, quindi dopo eventualmente vedremo anche lo specifico per corpo. Qui vedete com'è il raffronto dei vari paesi. Sì, ma è vero, ma ci sarebbe da fare e paragoni, malgrado tutto ci questo, sarebbe da fare confronti anche con altri tipi di realtà. Comunque, detto questo, siamo noi primi come organizzazioni sindacali di polizia, e COISP ne ha fatto anche un suo cavallo di battaglia nel fare un riordino, una riforma delle forze di polizia. Ovviamente, come diceva giustamente il mio collega Ballestiero, bisogna incominciare a fare una tavola rotonda seria per spiegare come deve essere fatta questa riforma, perché se le riforme sono quelle che in questi ultimi periodi stanno un attimino paventando, c'è da preoccuparsi, perché per esempio dare una centralità in questa riforma delle forze di polizia a una forza armata militare contravviene quelle che sono le indicazioni dell'Europa. Quindi se dobbiamo fare una cosa, facciamola con serenità, cercando di fare qualche cosa di estremamente costruttivo, serio, che sia utile per la cittadinanza. Certo. Caffini, allora, quali sono secondo voi la strada, cioè qual è secondo voi la strada che si può percorrere per questa riforma delle forze di polizia? Beh, diciamo la strada non è unica, però prima di parlare insomma di riforma dobbiamo un attimo fare un piccolo ragionamento, perché vediamo tutti i giorni che la cittadinanza è tartassata da questi reati predatori, come abbiamo visto prima nelle slide. Abbiamo visto l'episodio di Milano di ieri, e a un aumentare della richiesta di sicurezza della cittadinanza ne viene invece un diminuire, uno sminuire il valore e le potenzialità delle forze di polizia. Allora dobbiamo metterci d'accordo: la polizia serve? La polizia è utile o non è utile? Perché diciamo non possiamo lamentarci di voler più sicurezza perché le nostre città sono insicure e poi dopo dire no, però non vogliamo le città militarizzate. Cioè o l'una o l'altra. Ovviamente sarebbe opportuno... quello che chiedevo prima, dicevo, la sicurezza passa necessariamente con il presidio del territorio? Passa necessariamente con il presidio del territorio, ed è fondamentale il presidio del territorio, è fondamentale la prevenzione prima che la repressione. Però abbiamo visto, ad esempio, prima nelle grafiche relative al numero di divise, diciamo così, noi ne abbiamo di più di tutta Europa, però non è che gli altri paesi che hanno meno divise presentano una criminalità superiore. Però c'è un problema culturale e concettuale di fondo. Quello che succede in Italia negli altri paesi non succede. C'è un numero inferiore di uomini in divisa, ma c'è un rispetto prima di tutto per le istituzioni e poi per gli operatori che rappresentano le istituzioni, che è completamente diversa. Taluni comportamenti disgraziati che vediamo nelle nostre città sono impensabili negli altri paesi. Io faccio servizio al reparto mobile e quindi per me l'ordine pubblico è il pane quotidiano. Certo. L'ordine pubblico in Italia è un grosso problema. È un grosso problema, come lo è negli altri paesi ovviamente, ma lo è prima di tutto perché concettualmente non c'è rispetto
delle istituzioni in Italia e degli uomini che le rappresentano, che poi siano, come dire, strumentali, finalizzati a, questo è tutto un altro discorso, però io vorrei fare prima di tutto questa riflessione, dopodiché possiamo fare tutti i ragionamenti che vogliamo, possiamo istituire un tavolo serio da dove partire per vedere di trovare una soluzione che possa rendere le nostre città più sicure, che ci sia quella sinergia ovviamente che sarebbe necessaria per eliminare le duplicazioni, però partirei prima, come dire, dal concetto di paese, concetto delle istituzioni, che secondo me nel corso degli anni si è perso. Benissimo. Filippo Lazzarin, allora, l'Italia, allora sono gli italiani il problema, quindi? Ma sì. C'è una società che non... Molto probabilmente sì. No, io partivo dalla slide che abbiamo visto prima, divisa a confronto, dove si dice 276.000 agenti ogni 100. Più che altro una provocazione. Io vorrei dire, agenti 100.000 abitanti regolari, quindi quanti ne abbiamo extra di quei 100.000 abitanti? Quindi probabilmente i numeri sono un po' sfalsati perché qualcuno non lo controlliamo, ma adesso volevo proseguire con un'altra cosa, era per prendere spunto dalla slide. Io ricordo, anche se sono giovane, una pubblicità che diceva uno slogan: prevenire è meglio che curare. Allora, io sono d'accordo, molto d'accordo, e secondo me questa sera abbiamo la fortuna di avere più teste, ovviamente affini alla cultura della sicurezza, dove dice: perché non investiamo e quindi programmiamo un qualcosa per prevenire? Quindi investiamo sull'informatica, si parlava prima del sistema di videosorveglianza, sindaci, amministratori locali, pensiamo di vigilare almeno gli ingressi e le uscite delle città, dove avendo magari un focus più puntuale su una targa, su un veicolo, abbiamo un controllo, perlomeno 2 o 3 telecamere buone. Io non parlo, ovviamente comuni grandi sono più difficili da controllare, però ci sono le arterie principali che secondo me vanno più controllate. La prevenzione va tantissimo, anche la polizia postale, ormai è tutto virale, e poi questa ormai avversità contro le forze dell'ordine, anche gli italiani ce l'hanno su con la divisa. Io mi ricordo, ripeto, quando ero piccolo giocavo e non vedevo l'ora di mettermi una divisa, avevo il fascino della divisa, passava un carabiniere, passava un poliziotto e io ovviamente... bisognerebbe capire se anche i ragazzini di oggi amano fare il pompiere piuttosto che se si va negli ipermercati, se si vanno nei negozi dove vendono i costumi, assolutamente no. Ci sono, ovviamente non si trovano più vestiti a poliziotto, manette, cose così, si trovano purtroppo vestiti diversi. Quindi sta cambiando la cultura, sta cambiando la mentalità, e quindi questa avversità, c'è proprio anche la sfida contro le forze dell'ordine. Io non sono assolutamente per la violenza, però come possiamo pretendere che un poliziotto non vada con un casco, con uno scudo piuttosto che con un manganello di fronte alle persone che hanno mazze, hanno caschi anche loro? Cioè non possiamo mica andare là e prenderle. Quindi assolutamente spezzo una lancia a favore di tutti gli organi di polizia, forze dell'ordine e sindacati che tutelano e vorrebbero, non sicuramente questi tagli da 1,5 miliardi delle forze dell'ordine, 250, io avevo un numero prima sbagliato, 253 commissariati chiusi, adesso si è aggiornato, in qualche ora 256, cioè assolutamente secondo me non ci siamo. Benissimo. Posso intervenire? Brevemente dobbiamo andare in pubblicità? Oppure... No, brevemente su questo, se no ci torniamo anche dopo. I numeri, insomma, sono numeri, vanno oltre le chiacchiere, dimostrano che in realtà l'inversione di tendenza, la destinazione di risorse c'è avuta con i governi Letta e quindi Renzi, che hanno destinato più risorse dei governi precedenti alla polizia. Dopo possiamo parlarne anche con calma. Certo, dopo adesso andiamo in pubblicità, ma ritorniamo subito, tra poco. TV7 Match.